E non l'hanno fatto perché l'anno dopo non c'era una trattativa. Questa trattativa non c'è stata. E l'hanno preso in giro, mi hanno detto c'è, anzi gli hanno dato speranza, ci sono novità positive. Questa è una cosa positiva? Questo è il paese democratico? Questo è il paese accogliente? Questo è uno Stato fascista! Lo dico sotto la mia responsabilità. Non è giusto, perché in ogni convegno stanno pianificando l'accoglienza ancora per i prossimi 40 anni. Questo non è giusto, è disumano. L'Italia ha occupato Etiopia, Eritrea, Somalia, Libia con armi, anche con gas nervini. Ha una responsabilità. Non ha mai dato niente alla gente e li tratta così. Queste sono persone, non sono animali. È ingiusto questo. Non è possibile. Non puoi chiamarti democratico. Il centro d'accoglienza è un business, è un affare. Su 8.000 comuni ne ospita solo 2.000 comuni. Per poi buttare la maggior parte di questi, ci avete parlato? Non parlano italiano. I centri non gli insegnano italiano. Non gli insegnano italiano. In tutta l'Europa insegnano prima la lingua, una professione, stanno in piedi e diventano un'energia, gli danno casa. Io conosco della gente che è partita l'anno scorso, già conosce una lingua tedesca, norvegese o qualunque altra lingua e poi diventa un'energia per quel paese, va a pagare anche. Loro pagano dopo l'affitto e la tassa. Questo è paese? Questa è democrazia? Io ancora non lo so, sto pensando anche di ridare il mio passaporto, rinunciare alla nazionalità italiana, perché questo non è un paese normale, non è giusto. Io 5 anni fa, quando c'è stata il Rosarno, mi hanno chiesto, mi hanno invitato alla televisione. Lo stesso Minniti diceva accogliamoli, io dicevo date opportunità in Africa. No, non li accogliamo perché loro fanno i lavori che non fanno italiani. Ma chi te l'ha detto? Se in Calabria a €1 all'ora lavoravano le donne e sono morte in un capannone che neanche era assicurato, noi abbiamo al potere gente che non conosce né territorio, né italiani né stranieri. Anche gli italiani stanno andando via dall'Italia. Non al mare, perché quello non forse non lo sapete, perché non vanno dal deserto. No? Non vengono dal deserto, non muoiono nel deserto, non vogliono al mare. Ma vanno con gli autobus da tutto il sud, vanno dall'autobus, anche in Africa, le ambasciate lì si sono aumentate, centinaia e centinaia stanno andando all'Europa.
ci sono state proposte, a me anch'io ero speranzosa ieri da una tavola unica. Ai centri, se poi li butti fuori. È successo varie volte. Il centro non è una soluzione, poi li buttano via. Il centro di accoglienza non è una soluzione. Guardate, guardate, dopo quello che sta succedendo stanno tornando. Bisogna ascoltarsi per favore, cortesemente, verso via Golito, grazie. Da quella parte. Tutti verso via Golito, per favore, grazie. Questo è, stanno pianificando prossimi 40 anni, 30 anni, nei convegni lo dicono, stanno pianificando per i prossimi 40 anni l'accoglienza. Non può pianificare l'accoglienza per i prossimi 40 anni, vuol dire che tu non vuoi fare niente. La signora sta male. La signora sta male, ho chiamato un'ambulanza. Stamattina piena di vite. Piena di manganellate sulla schiena. Signori, per favore, Guardami bene. Io sono i privilegi ce l'hanno politici, guardano tanto e ci fanno litigare. Voi siete idioti. Soffro io a vedervi qui. Sì. Anche veramente mi dispiace. Dove vai? Dove vai? Non posso Questa cosa. dove Cosa devo fare? Dove vai? Dove vai? Io non è d'accordo noi. non mai. Dove vai noi? Grazie. No, non insultare lei. Lei non ha colpa. Grazie. Non ha colpa, non insultare lei. Favore, signori. Stanno lavorando, stanno comandando. Mani in alto! Tutti mani in alto! Non c'è cosa, dove vai? Dove vai? Non c'è cosa, dove vai? Non c'è Pasquale, ci dai la mano, bisogna portare indietro loro. Chiamano un altro qua. Pasquale, chiamami qualcuno. Ritari così. Ragazzi, per favore. Arturo, non più. Cortesemente, grazie. Questi qua. Allora, per favore, andiamo, grazie. Non è giusto! Ok, ti mando via. Non è così. Dai,
Stiamo cortesemente. Attento. I responsabili stanno preparando. Ma come può signora non dare una persona sulle spalle? Questa è l'Italia democratica. Devi andare via, sto dicendo in tutte le lingue, bisogna andare via. Lei ha detto che ne ruba, non manda i gatti. Allontanatevi per favore. Ci dobbiamo allontanare.
Non è un problema. Serve che anche sono fermi. Bravi, siete cristiani, bravi! Non abbiamo detto niente! Io non sono andata Piano, piano. Lasciala giù, lasciala è stato bravo quando siamo partiti, è stato bravo per noi, poi adesso che fai questo caso per noi? C'era la guerra per noi, poi diventati a capi, comandato il nostro paese 50 anni, non è stato questo per voi, invece voi prendetela delle rinnovare, ma puntare qua per fare questo Moderna, non esiste per voi. Non esiste quando voi fa male, la malattia non esiste. La signora che fa io, una salma, che mi serve il salma io? A me non serve salma. No, a me non serve salma, già morta. Ma che è morta, ma dai, adesso sta meglio. Vai là. Guarda, guarda. A dove vai? Poi vediamo, poi vediamo. vedo che rimane giù tranquillo. Basta. E non l'hanno fatto perché l'anno dopo non c'era una trattativa. Questa trattativa non c'è stata. E l'hanno preso in giro e mi hanno detto anzi gli hanno dato speranza, ci sono novità positive. Questa è una cosa positiva? Questo è il paese democratico? Questo è il paese accogliente? Questo è uno Stato fascista! Lo dico sotto la mia responsabilità. Non è giusto, perché in ogni convegno stanno pianificando l'accoglienza ancora per i prossimi 40 anni. Questo non è giusto, è disumano. Dal deserto, no? Non vengono dal deserto, non muoiono, non è deserto, non vogliono al mare, ma vanno con gli autobus da tutto il sud, vanno dall'autobus, anche in Africa, le ambasciate lì si sono aumentate. Centinaia e centinaia stanno andando al loro paese. Non ci sono state proposte, a me anch'io ero sperando un'accoglienza, una tavola utile.
ai centri, se poi li butti fuori. È successo varie volte. Il centro non è una soluzione, poi li buttano via. Il centro di accoglienza non è una soluzione. Guardate, guardate, dopo quello che sta succedendo stanno attorniando. Bisogna ascoltarsi per favore, cortesemente, verso via Goito, grazie. Da quella parte. Tutti verso via Goito, per favore, grazie. Questo è. Va a pagare anche. Loro pagano dopo l'affitto e la tassa. Questo è paese? Questa è democrazia? Io ancora non lo so, sto pensando anche di ridare il mio passaporto, rinunciare alla nazionalità italiana, perché questo non è un paese normale, non è giusto. Io 5 anni fa, quando c'è stata il Rosarno, mi hanno chiesto, mi hanno invitato alla televisione, lo stesso Minniti diceva accogliamoli, io dicevo date opportunità in Africa. No, non li accogliamo perché loro fanno i lavori che non fanno gli italiani. Ma chi te l'ha detto? Se in Calabria a €1 all'ora lavoravano le donne e sono morte in un capannone che neanche era assicurato, noi abbiamo al potere gente che non conosce né territorio né italiani né stranieri, anche italiani che stanno andando via dall'Italia. Non al mare, perché per quello non forse non lo sapete, perché non vanno. No. L'Italia ha occupato Etiopia, Eritrea, Somalia, Libia con armi, anche con gas nervini, ha una responsabilità. Non ha mai dato niente alla gente e li tratta così. Queste sono persone, non sono animali. È ingiusto questo. Non è possibile. Non puoi chiamarti democratico. Il centro d'accoglienza è un business, è un affare. Su 8.000 comuni ne ospita solo 2.000 comuni. Per poi buttare la maggior parte di questi, ci avete parlato? Non parlano italiano. I centri non gli insegnano italiano, non gli insegnano italiano. In tutta l'Europa insegnano prima la lingua, una professione, stanno in piedi e diventano un'energia, gli danno casa. Io conosco della gente che è partita l'anno scorso, già conosce una lingua tedesca, norvegese o qualunque altra lingua e poi diventa un'energia per quel paese.